L'Ufficio di Salute Pubblica del Comune di Favara ha disposto il terzo ciclo di disinvestazione del territorio. L'attività prenderà il via lunedì prossimo alle ore 23 e si concluderà alle ore 5 di domenica 7 settembre. Nella notte tra lunedì e martedì le aree interessate dalla disinvestazione sono via Regione Siciliana, Capitano Callea, viale Pietro Nenni, via Carlo Alberto dalla Chiesa. Nella notte tra martedì e mercoledì le vie Regione Siciliana, Capitano Callea, Agrigento, Campagna, Caporale Mazza e Contrada Portella. Dalle ore 23 di mercoledì 3 settembre e sino alle ore 5 del mattino di giovedì 4 settembre le vie interessate sono Carlo Alberto dalla Chiesa, viale Pietro Nenni, via Ugo Foscolo, via Sant'Angelo, via Pio La Torre, viale Berlinguer e Traverse. E ancora nella notte tra giovedì e venerdì le vie interessate dalla disinvestazione sono Contrada Portella, via Caporale Mazza, via Campagna, via Agrigento, via Ugo Foscolo, piazza Libertà, via Umberto, piazza Capitano Vaccaro, via Mendola, incrocio viale Progresso e via Empedocle. Il penultimo ciclo di disinvestazione, ovvero quello della notte tra venerdì e sabato, interesserà Contrada Burgialamone, viale Che Guevara, viale Aldo Moro, corso Vittorio Veneto, via Sant'Angelo e via Pio La Torre. Infine, nella notte tra sabato 6 settembre e domenica 7 settembre, le vie interessate dalle attività di disinvestazione sono viale Che Guevara, viale Aldo Moro, corso Vittorio Veneto, piazza Libertà, via Umberto, piazza Capitano Vaccaro e viale Progresso. Pertanto i cittadini nelle notti di tali periodo non dovranno lasciare nei balconi e negli spazi aperti nessun prodotto commestibile, biancherie a stesi e animali. Inoltre dovranno tenerne ben chiuse tutte le aperture delle abitazioni.